ormai buongiorno a tutti. Ormai sono un esperto di Covid, mi hanno spiegato che a 4 metri fa così, quindi più o meno ci siamo. No, perdonatemi. E intanto un ringraziamento particolare agli uomini e donne della sanità che si sono messi a disposizione per fare i tamponi questa mattina. Un buongiorno a tutti e un buongiorno particolare al Vice Ministro Morelli e al Ministro Stefani per essere qui, un saluto veramente caloroso e un ringraziamento di cuore a tutti voi. Io inizierei con il ringraziare. Ringrazio chi l'ha fatta l'opera, i Dogliani, SIS, e ci vuole un applauso. Voi avete visto la frase di Nelson Mandela, ma io avrei messo la mia, no? Dopo la pioggia viene il sereno. Avete visto che mi ha scelto il giorno, l'unico giorno di bel sole. Per dire cosa? Perché abbiamo avuto giornate, parlo con il geometra Dogliani, abbiamo avuto giornate non facili. È facile arrivare qui e inaugurare. Io ho ereditato un cadavere eccellente. Era in grossa difficoltà questo cantiere. Oggi la celebrazione è tra chi ci ha creduto fino in fondo e chi sperava fino in fondo che restasse una ferita nel territorio. Allora, grazie all'impresa che ci ha creduto assieme a noi, grazie a tutti i lavoratori che comunque, guardate, c'è sole, c'è pioggia, c'è freddo, c'è caldo, c'è ghiaccio, loro sono sempre stati lì, quindi un super applauso a tutte le imprese e lavoratori. E questa è un'opera che noi abbiamo ereditato, abbiamo cercato di portarla avanti, insomma voi sapete che come Regione ci abbiamo messo il cuore su quest'opera. Ringrazio e saluto il commissario, l'avvocato Marco Corsini, dell'Avvocatura dello Stato, quindi vice avvocato generale dello Stato. A un certo punto abbiamo deciso di mettere quelli che non fossero messi in discussione, no? Perché sembrava che qui bastava arrivare con la carriola e tutti rubavano, no? Questa era la teoria. Ma siccome questa è una realtà di persone oneste, abbiamo voluto dimostrarlo fino in fondo, coinvolgendo le istituzioni dello Stato, l'Avvocatura dello Stato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, la Corte dei Conti, la Guardia di Finanza, un po' tutte le istituzioni che sono state coinvolte. Quindi grazie di cuore a tutte le istituzioni dello Stato. Un ringraziamento e un abbraccio forte ai sindaci, perché è facile fare gli eroi, ma chi è nel territorio, e grazie veramente ai sindaci che poi hanno portato avanti questa partita assieme a noi, cioè è stata veramente una partita impegnativa. Un ringraziamento, poi io so che quando si fanno i ringraziamenti ci si dimentica sempre di qualcuno, no? Perché funziona così, però un ringraziamento all'assessore De Berti e a tutta la squadra della Regione, l'assessore come il vicepresidente De Berti, i miei assessori, e ovviamente un ringraziamento e un applauso forte ai miei consiglieri, perché poi io ci metto la faccia, dietro c'è qualcuno che vota, vorrei ricordarvi questo. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato in Regione, in particolar modo a chi poi è stato oggetto del mio stalking quotidiano, che è l'ingegner Pellegrini, non so se è qui, dov'è? Eccola qui. Grazie anche a tutti quelli che ho dimenticato, e capita spesso in queste occasioni. Allora, guardate, qua stiamo parlando di 94 km e 500 metri, perché anche i 500 metri ci fanno pagare. O ce li abbona? Forse ce li abbona oggi. 94 km e 500 metri, sono 60 km di apertura, questo è il lotto più importante che apriamo, sono una trentina di chilometri. Stiamo interessando un territorio che riguarda circa 38 comuni, 14 caselli, c'è un casello ogni 6 km più o meno. È un sogno che diventa realtà. Se volete provare un brivido, lo proverete dopo, io ho voluto questa mattina farla a ritroso, partendo da Montebelluna arrivando qui. C'è un'opera peraltro di nuova generazione, questa è un'autostrada di nuova generazione, rispettosa dell'ambiente,
rispettosa di tutti quelli che sono i canoni della buona progettazione. Le acque reflue che cadono delle acque piovane o altro vengono tutte recuperate, depurate, reimmesse nel territorio. È un'infrastruttura che nasceva come un nastro d'asfalto nel territorio, sul piano campagna, poi ci ritroviamo il 70% di questa infrastruttura in trincea. È un'infrastruttura che noi portiamo alla comunità con orgoglio. È un'infrastruttura che va a servire, l'avete visto nel video, un territorio che è isolato, ha ragione il sindaco Pavan, dice no, siamo più vicini. E io dico che lo siamo molto di più perché poi i nostri tempi di percorrenza saranno veramente rivoluzionati, anche il modo di pensare, ma ci sarà non solo risparmio di tempo, sicurezza stradale, ci sarà sicuramente rispetto dell'ambiente, ma ci sarà anche quello che noi riteniamo un servizio al territorio. Questo è un territorio che è il territorio di grandi distretti industriali, che sono quelli del tessile, di queste zone, del mobile, della ceramica, dello sport system di Montebelluna. Sono un territorio che esce da un perenne isolamento. Andiamo peraltro a decollassare una strada che è ritenuta la più incidentosa d'Italia, che è la Schiavonesca Marosticana, che rispetto a incidenti mortali purtroppo ha questo triste primato. Ma sentite, noi su questa infrastruttura ci abbiamo investito molto, ma non ci sono solo i 94 km e mezzo, lo diceva prima il Presidente Dogliani, vorrei ricordare alla comunità che ci sono anche altri 68 km di questa infrastruttura. Quindi è un'infrastruttura che ha donato anche viabilità di adduzione al territorio, sicuramente potremmo ancora programmare, progettare e pensare di risolvere anche gli ultimi aspetti che non sono stati magari ancora risolti, ma la volontà di andare avanti. Noi pensiamo di concluderla, insomma, per fine anno di arrivare a Treviso Nord, questa è la sfida. Ci restano i 6 km della galleria di Malo, che però ha avuto un paio di sequestri e di sequestri, quindi ha perso, purtroppo abbiamo avuto, è bene ricordare quell'incidente mortale, e quindi un pensiero non può che andare a quel lavoratore e a quella famiglia che comunque è rimasta ovviamente segnata da questo cantiere. I 6 km della galleria di Malo e poi i due innesti, l'innesto su Treviso Nord e l'innesto su Montecchio, quindi sulla 4. Io dico che questa è un'infrastruttura che ci rende orgogliosi. Qualcuno può dire, ma quanti anni ci si mette a fare le opere in Italia? Beh, in Veneto pochi, perché questa è un'opera che nasce nelle idee dei Veneti, di chi amministrava il Veneto negli anni 90. Il progetto che poi oggi è in cantiere è del 2002, la gara è del 2006, l'aggiudicazione è del 2009, dopo anche un contenzioso importante. L'inizio lavoro è il 2011-2012, quindi se contate 2012, 2011 e 2021 sono 9 anni, e se ci mettete di mezzo un po' di difficoltà che abbiamo avuto, direi che sono stati veramente bravi. Complimenti. L'hanno fatta bella questa infrastruttura, sarà, ve lo diciamo, sarà l'autostrada delle api, possiamo svelarlo? Da un accordo con gli apicoltori, pensando di metterci le arnie in mezzo alle aree, diciamo, boscate, in modo tale che ci sia anche questa volontà di dire che c'è anche questa massima attenzione all'ambiente. Un ringraziamento ai parlamentari che sono qui, a chi c'era nella scorsa legislatura e a chi c'è ora, perché con coraggio hanno difeso quest'opera, a differenza di altri che magari non si sono presentati. Perché c'è anche chi ha difeso il fatto che l'opera non si facesse. E quindi va dato merito a chi ha avuto il coraggio di metterci la faccia, perché oggi è facile mettersela, no? Ma voglio ricordare che comunque noi abbiamo sempre avuto una parte del Parlamento che ci ha difeso, che ci ha sostenuto. Voglio ricordare che il governo stanziò ovviamente delle risorse per sostenere quest'opera, come le ha stanziate la Regione, ed è un'opera che noi consegniamo ai Veneti, ed ho chiuso, la consegniamo con una particolarità. Lo dico al Vice Ministro Morelli, lo dico al Ministro Stefani. È l'unica opera in Italia dove il rapporto di concessione non funziona che ti do l'opera e te la vedi con i pedaggi, ma abbiamo rovesciato il punto di lettura. Il concessionario all'opera avrà da noi un canone di disponibilità, cioè una sorta di canone a ristoro di quello che sono state le spese nel realizzare l'opera e la gestione dell'opera.
lo dico quelli che fanno le riunioni nelle cabine telefoniche, che non basta andare nelle cabine telefoniche a dire che è un'opera che costa 2 miliardi 258 milioni diviso 94,5 chilometri, già si dimenticano di aggiungerne 68 fatti in più, e poi far tutti quei conti della serva che se andassero a scuola un po' di più li saprebbero far meglio. Non è proprio così. Quindi noi diamo un canone di disponibilità ogni anno per gli anni di concessione al concessionario e i veneti danno a noi i pedaggi. Perché funziona così, le opere senza soldi non si fanno. Però è pur vero che questa è un'opera che ci permetterà di dire direttamente ai veneti che quel pedaggio che tu paghi arriva direttamente nelle casse della regione per ancora finanziare opere di viabilità e opere di infrastrutture. Penso che sia rivoluzionario come sistema, ce lo siamo inventato tutto qui in Veneto e spero che venga anche mutuato a livello nazionale, dà ancora più ragione di esistere di queste opere. Io non aggiungo altro, vi ringrazio veramente di cuore, cercate di sostenere ancora l'amministrazione come avete sempre fatto. E ai veneti faccio un appello: utilizzatela questa infrastruttura, utilizzatela perché ci permetterà veramente di rivoluzionare il nostro approccio rispetto alla mobilità del territorio. Volevo prima di chiudere chiamar qui, perché poi io penso che sia corretto in una giornata come questa, perché guardate, a volte io mando i provvedimenti in consiglio regionale e il consiglio è sempre lì a rispondere, poi sul territorio magari qualcuno si agita perché va dai nostri consiglieri e dice no, ma sta roba non la condivido perché poi sto nastro d'asfalto. È bene ricordare che anche delle persone che in Veneto hanno donato i loro territori, i loro patrimoni. Questo è un applauso che chiedo a tutti coloro che sono stati espropriati. Ricordo che nel 2010, quando abbiamo preso in mano quest'opera, c'erano 300 milioni di euro di esproprio da pagare e c'erano molti cittadini preoccupati e c'era anche qualcuno che alimentava il fuoco della preoccupazione sperando che l'opera si bloccasse. Non abbiamo inquinato noi abbiamo sanato le discariche che abbiamo trovato in questa infrastruttura. Quante ne avete trovate? Una cinquantina? Anche di più. Quello che poi il Veneto ha lasciato lungo il territorio negli ultimi 60 anni. Questo è stato. Però un ringraziamento agli espropriati. Chiudo invitando qui la mia squadra, i consiglieri regionali e gli assessori. Venite qui perché è giusto che tutti vi vedano. Così diamo anche una dimensione, se qualcuno avesse dubbi che non passano i provvedimenti in regione, capiscono che passano già guardando il gruppo. E quindi li ringrazio veramente di cuore, perché poi sono loro, li hanno già ringraziati i veneti, avete visto in quanti ne hanno votati, no? Prego, accomodatevi. Ed ho veramente chiuso. Però li volevo ringraziare perché poi quando si riesce a decidere velocemente, a decidere e portare il provvedimento, ci vuole una squadra che ti creda, ci vuole una squadra che non sia l'ufficio complicazioni e affari semplici. Il merito è dei consiglieri che ci sono stati, il merito è dei consiglieri che ci sono ora, perché comunque se non avessi una squadra così performante non saremo qui a inaugurare opere pubbliche e a fare questa rivoluzione che Veneto sta facendo. Ovvio che la prossima è l'autonomia. Finito il Covid si parla solo di autonomia in Veneto. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie. Poi siccome ci sarà una priorità nel taglio del nastro, chiederei ai lavoratori di farsi sotto che